Sindaco Tonon, a 100 anni di distanza, Vittorio Veneto ha subito un'altra invasione, però questa volta pacifica. Se anche nei prossimi anni avremo delle invasioni così, la città che ha aperto il cuore agli alpini per accoglierli festosamente, imbandierata come si vede con centinaia e centinaia di tricolori, ben venga anche la prossima invasione, visto che è esattamente in linea con quello che è il motto che l'amministrazione comunale ha voluto porre a cappello di tutte le manifestazioni del centenario: quando scoppia la pace, chi arriva in pace è sempre ben accolto a Vittorio Veneto. È stata promossa la città, quindi sono stati promossi i cittadini, hanno dimostrato di essere gente dal cuore aperto, di essere generosi nell'accogliere, e sicuramente la soddisfazione è stata di gran lunga maggiore di qualche piccolissimo disagio che inevitabilmente qualcuno ha dovuto sopportare, ma credo l'abbia fatto davvero con generosità, sapendo che il bene era di gran lunga superiore a tutto. Siamo verso la fine, stanno sfilando le ultime sezioni. Cosa rimarrà di questi 3 giorni a Vittorio? Sicuramente l'emozione di poter essere la città che ha ospitato, e questo rimarrà nel cuore e nella mente di tutti i vittoriesi, non solo per tanti anni, di essere stati coloro che hanno avuto l'onore di ospitare la dunata del centenario. Siccome fra 100 anni presumibilmente non ci saremo più, ci porteremo nel cuore queste 3 giornate davvero straordinariamente felici per tutta la città e anche per gli alpini, quindi per l'Italia. Presidente Introvigne, oggi l'abbiamo vista sfilare orgoglioso davanti alla sua sezione, davanti ai suoi alpini. È una giornata bellissima. È una giornata stupenda, oggi coroniamo con grande risultato un lungo lavoro, ma siamo orgogliosi e felici di aver in questo luogo, in questa piazza del popolo a Vittorio Veneto, lungo il viale della vittoria, onorato i nostri caduti, coloro che ci hanno fatto storia e per i quali noi dobbiamo conservare la memoria. È una sfilata immensa e infinita, rappresenta non solo il Triveneto ma l'Italia intera, e abbiamo visto prima i vessilli di tante sezioni estere, quindi c'è il mondo intero oggi qui a Vittorio Veneto. C'è il mondo intero, tantissima gente, c'è il Gotha della politica, tutti a rendere omaggio agli alpini. Certamente sì, della politica non solo, ma anche gli alti vertici militari, le forze dell'ordine, il signor Questore, quindi il signor Ministro, e abbiamo insomma tutto lo Stato italiano rappresentato, tutta la nostra nazione oggi è qui a dare prova di testimonianza della nostra solidarietà alpina e del mondo intero. Cosa si sente dire ai suoi alpini che stanno sfilando? Che sono bravi, che sono grandi, che devono continuare sulla strada intrapresa, quella che ci hanno insegnato i nostri vecchi, perché dobbiamo vivere il presente e dando anche un messaggio per il futuro nostro ai giovani, proprio e portando avanti i valori che noi coltiviamo. Presidente Favero, è più l'orgoglio o l'emozione? L'uno e anche l'altro. Emozione perché è una giornata splendida, è una giornata di memoria per noi, è un momento importante, e vedere così tanti alpini sfilare veramente è un orgoglio, ma è una grande emozione, l'emozione di vedere questi alpini che ancora una volta danno con la presenza, con il loro segno, la testimonianza di cosa vuol dire essere italiani, di cosa vuol dire credere nei propri valori. Tante autorità civili, militari, ma tanta gente che è venuta qui per rendere omaggio agli alpini. Sì, veramente sì, sono rimasto veramente stupito, devo dire grazie ai vittoriesi e a tutti quelli che dai dintorni sono venuti, perché veramente durante tutto il percorso ho visto tantissima gente, qualcosa di eccezionale, veramente una grande adunata. Le sezioni stanno sfilando, sono tante, ma è una gioia. Sì, sì, ci sono e sono presenti, come dicevo prima, tanti, sono veramente qualcosa di meraviglioso, sono bravi, i nostri alpini, i miei alpini sono bravi. Ministro Stefani, oggi è un bel esordio qui a Vittorio Veneto con gli alpini.
Beh, per me è veramente un grandissimo onore essere accanto oggi agli alpini. Sono sempre stata accanto agli alpini anche perché li ho visti lavorare fin da quando ero amministratore locale. Degli alpini abbiamo sempre avuto un grandissimo aiuto, un grandissimo sostegno per tutte le attività a beneficio della collettività. Sono un grandissimo esempio, deve essere un esempio per tutti i cittadini ma anche per i politici, perché il senso del valore che hanno loro per gli ideali, per la dedizione per la collettività sono dei principi ai quali noi dobbiamo tutti ispirarci. Ministro, l'abbiamo vista a fianco del governatore Luca Zaia, ministro delle autonomie, qui ci si aspetta molto da lei. Sì, abbiamo un bel carico, abbiamo il carico che è frutto di un referendum che si è svolto in Veneto, un referendum dove l'esito è stato assolutamente plebiscitario a favore dell'autonomia. Il Veneto da tanti anni richiede l'autonomia, in questo momento io dialogo, mi confronto col governatore Zaia proprio per arrivare ad ottenere questo sogno, questo obiettivo che è sempre stato del Veneto e dei veneti. Ministro, lei porterà a Roma anche la voce degli alpini, questa meravigliosa coralità di cui siamo orgogliosissimi. È vero, siamo tutti orgogliosi, i grandissimi alpini, noi siamo accanto a loro perché, ripeto, loro ci dimostrano con il loro operato che cosa significa essere italiani e cosa significa essere a disposizione della gente. Per cui io voglio essere qui, ma voglio essere qui come una loro amica, di portare le loro istanze, le loro considerate e tutti i loro principi a Roma, ovviamente, e anche in un'attività di governo. Presidente Carlo Antiga, Banca Prealpi, sempre a fianco degli alpini, non poteva mancare la donata del centenario. Assolutamente no, innanzitutto perché gli alpini hanno un valore incredibile per la nostra comunità ed essendo una banca di comunità dobbiamo non soltanto tenere i valori economici ma soprattutto anche a questi valori morali che rappresentano gli alpini, il valore soprattutto dell'amicizia e della solidarietà, molto più che tante altre situazioni. Voglio che gli alpini siano proprio un punto di riferimento e per questo Banca Prealpi è vicino a queste risorse vere, sane, queste risorse fondamentali per la nostra gente.